Dal 16 dicembre potrebbe essere la volta dei bambini, ma ancora la circolare, riferisce l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, non è arrivata. In Veneto la platea della popolazione tra i 5 e gli 11 anni conta 31.750 bambini. La regione ha recepito il via libera dal governo, ma questa volta darà libertà alle varie ULSS di gestire la modalità di prenotazione, ovvero se saranno i pediatri a vaccinare i loro assistiti o se i bambini riceveranno il vaccino negli hub con percorsi riservati apposta per loro. Abbiamo visto che il protocollo precedente aveva avuto un'adesione del 60% da parte dei pediatri di libera scelta, quindi 315, però alla fine quelli che avevano effettuato almeno una vaccinazione sono stati 169, il 32%. Solo 17.362 le somministrazioni fatte dai pediatri. Il protocollo rimane identico. Il vaccino Pfizer potrebbe arrivare già in flaconi monodose. La dose a loro destinata è pari ad un terzo di quella per gli adulti. Intanto dalla prossima settimana nelle scuole sono attesi i militari per accelerare le operazioni di diagnostica e refertazione dei tamponi agli studenti. Tramite il SISP inviamo dentro le scuole, stiamo costruendo il protocollo adesso con la prevenzione e quindi proprio per avere questa modalità e poi ci hanno dato anche disponibilità a Padova per un'eventuale refertazione di tamponi molecolari, circa quelli più urgenti che rimanevano indietro, sempre per le scuole, quindi mirate circa un centinaio al giorno.